È una mostra che deve essere uno stimolo per noi come istituzioni, ma diciamo per tutta la società civile veneta e veneziana. Manca una statua di Marco Polo. I turisti che arrivano a Venezia molto spesso chiedono: ma dove posso trovare la statua di Marco Polo? Ed è una cosa che manca effettivamente. Questa mostra spiega cos'è avvenuto appunto nei secoli scorsi, il perché non è stata fatta, gli austriaci che non volevano più di tanto enfatizzare questa figura, dall'Unità d'Italia in poi altre figure che sono diventate magari punto di riferimento per l'Italia Unita rispetto a Marco Polo, che aveva invece una storia di qualche secolo prima. Quindi una mancanza che secondo me va colmata. Questa mostra non è una mostra così fine a se stessa, ma è uno stimolo a guardare avanti per riuscire a individuare luogo e diciamo modalità per dare finalmente a questo grande viaggiatore conosciuto a livello mondiale il giusto riconoscimento, ripeto, che una città come Venezia e una regione come il Veneto gli devono. Mi sono occupata già da tempo della figura di Marco Polo, ho studiato il suo testamento e proprio studiando il suo testamento, che è stato anche questo riscoperto nell'Ottocento, ho cominciato a indagare perché nell'Ottocento c'è questa attenzione a Marco Polo che per secoli non si ritrova. Marco Polo è stato veramente dimenticato, diciamo, dalla metà del Cinquecento. Le ragioni riguardano anche la chiusura della Cina a tutti gli stranieri dal 1360, quando appunto la dinastia cinese, cioè Ming, soppianta quella tartara che aveva conquistato la Cina. Dobbiamo aspettare l'Ottocento, in cui appunto maggiore riapertura, le conquiste coloniali e lo studio di nuovo della geografia mettono in campo questa figura che era screditata come fonte autorevole, invece cominciano a dire no, il suo libro racconta davvero com'era la Cina, è una miniera di informazioni, quindi si comincia così, poi a Venezia lo stesso si riprende questo studio, che è uno studio diciamo anche internazionale, il primo è un irlandese e chiaramente a questo punto a Venezia la figura di Marco Polo, in una Venezia dominata, rappresenta anche questo anelito di libertà. E quindi a metà Ottocento, per il congresso degli scienziati, si pensa di costruirgli un monumento. Costruirgli un monumento lo si affida a un celebre scultore, il scultore fa il progetto da cui poi siamo partiti per realizzare la riproduzione in 3D, però troverà degli ostacoli, prima di tutto ovviamente l'opposizione del regime austriaco, perché era chiaro che sarebbe stato un fermento in quel momento, anche per il congresso degli scienziati attira qua 1600 persone, e poi dopo 10 anni è l'imperatore che per far pace con i veneziani vuole rilanciare il monumento, ma per varie ragioni questo monumento non si farà. Impedimenti di vario genere, un po' di sfiducia dei veneziani verso l'imperatore, un dono imperiale forse non faceva tanto piacere, e quindi fino alla fine, l'inizio degli anni 60 dell'Ottocento non va avanti il progetto, e poi ovviamente con l'Unità d'Italia altri sono gli eroi, altri sono i riferimenti. È importante appunto anche cogliere questa storia, riproduce un po' tutti gli eventi, ma anche interrogandosi su cosa vuol dire costruire un monumento pubblico che deve avere alla base un desiderio, deve rappresentare, quindi se dopo non rappresenta più è chiaro che diventa obsoleto ed inutile. La collaborazione esiste già da molti anni proprio su questi temi, sugli studi in Asia, in Oriente, e quindi questo non è che un evento ad alto valore simbolico, perché la figura di Marco Polo, come sapete, ha un significato enorme come ponte tra la cultura europea e la cultura dell'Asia intera, a partire dal vicino Medio Oriente fino all'Asia centrale e l'Asia estremo orientale, in particolare in Cina, dove come sapete visse tanti anni, 25 anni. Quindi credo che abbia un alto valore simbolico non solo per la nostra collaborazione tra Università Ca' Foscari e Consiglio regionale, ma anche a livello internazionale. Questo viene molto apprezzato e
e, come ho già dichiarato varie volte, quando arrivano le delegazioni cinesi o asiatiche ci chiedono dov'è la casa e dov'è la statua di Marco Polo. Quindi aver dedicato una statua a questa figura emblematica del dialogo interculturale è importantissimo a livello internazionale.